sono rinato, sorrido di più. I miei amici mi dicevano che sembravo il ciuchino di Shrek, sempre a sorridere. Bene, allora avevo una parodontite molto avanzata. Continuavo a perdere denti, alcuni invece si spaccavano da soli, mi perdevo, addirittura ne ho persi alcuni facendo uno starnuto. Era una situazione abbastanza pesante. La gestualità era cambiata, nel senso ridevo con la mano sempre davanti alla bocca, oppure tante volte trattenevo una risata. Mi sentivo io solo con la mia cerchia familiare, diciamo, però fuori poi comunque vedevo gli sguardi delle persone, perché comunque immagino che dicevano, che pensassero che comunque non è che sono proprio in avanzato stato di età, e quindi insomma vedevo, mi sentivo anche gli occhi delle persone addosso. L'ho scoperto andando a lavorare con la cartellonistica pubblicitaria sulle strade. Molto Okay. semplicemente così, e allora da lì ho incominciato a documentarmi, e poi mi sono accorto che forse c'era stato anche qualche servizio televisivo su Palmas, e ho approfondito ed eccomi qua. Ho dovuto rimuovere tutto quello che mi era rimasto di mio in bocca, immagino per togliere comunque qualsiasi tipo di infezione. Devo dire che quando tornerò comunque in Italia sarò il primo a smentire le dicerie che si dicono del fare i viaggi in questo centro, magari, o all'estero per i denti. Sono rinato, sorrido di più. I miei amici mi dicevano che sembravo il ciuchino di Shrek, sempre a sorridere. No, sono rinato, mi sento molto più sicuro, mi sento molto più, sì, molto più sicuro, senza più troppe paranoie per parlare con le persone, evitare certi sguardi, prendere certe scorciatoie che poi diventano anche mentali, credo. Quindi, beh, che non c'è bisogno di coraggio, perché una paura immotivata, infondata. Seguendo il vecchio detto, se bello vuoi apparire, un po' devi soffrire. Credo che sia un passo obbligato di farsi forse coraggio, perché oltre il discorso della riabilitazione c'è un bell'ambiente, un bel gruppo, una bella organizzazione. La clinica è ipertecnologica e iperpulita, che forse ce la sogniamo in Italia anche per le strumentazioni, e io personalmente, parlo per me, ho trovato tutti molto, molto, molto carini nei miei confronti.